Dopo ogni terremoto c'è sempre un day after e il giorno dopo la resa di Silvio Berlusconi e la spaccatura del Popolo della Libertà sulla fiducia al governo di Enrico Letta, in Veneto gli azzurri si interrogano sul futuro del partito. Da Roma rimbalzano le ultime notizie. Le colombe hanno congelato la formazione del nuovo gruppo alla Camera. I falchi hanno annullato la manifestazione contro la decadenza del Cavaliere dal Senato. Evidentemente l'immane tragedia di Lampedusa ha cambiato l'ordine delle priorità e tutto sommato ai PDLini veneti questa pausa di riflessione non dispiace. Mi pare che il partito che rappresento il Veneto in questo momento ha il dovere, primo, di essere responsabile e quindi dove governa, comuni, province, regioni, di fare il partito serio, così facciamo. Due, attendere con un po' di sana pazienza l'evoluzione nazionale. Ma le novità romane non si ripercuoteranno sugli assetti veneti. La maggioranza in regione è salda, assicurano dal PDL. Ma in Veneto non succede niente. La giunta regionale è solida attorno a un proprio presidente che sta lavorando molto e noi abbiamo ognuno le proprie idee. E dal fronte Lega Nord pure il governatore Luca Zaia promette lealtà. La regione ha una squadra solida, compatta, nella quale c'è sempre stato rispetto. Devo anche riconoscere il rispetto che il PDL ha avuto nei nostri confronti quando noi abbiamo avuto i grandi travagli ed è bene che questo rispetto sia portato loro in questa fase. Così gli azzurri veneti sognano di trasformare la confusione di queste ore in un caos creativo che aggreghi tutti i moderati. Dagli elettori di Scelta Civica, dagli elettori dell'UDC, dagli elettori diciamo anche della Lega, dagli elettori di gran parte del PDL trovino un tavolo per poter creare le condizioni di stare assieme.